Immaginiamo per un attimo di dover organizzare la commemorazione di uno dei disastri naturali più devastanti della storia italiana. Certo, di solito l'istinto primario è uno solo. Esatto, si propende per un minuto di silenzio, piazze vuote, candele accese, magari un sottofondo musicale estremamente malinconico, no? È molto sommesso, sì. È la prassi. Eppure a Maiano, che è uno dei comuni simbolo di questa tragedia, hanno deciso di fare letteralmente l'esatto opposto. Una scelta che, a prima vista può sembrare quasi stonata. Assolutamente. Per l'apertura del loro festival hanno pensato bene di piazzare oltre 200 musicisti e coristi su un palco. E per fare cosa? Per eseguire i Carmina Burana a tutto volume. Un vero e proprio muro sonoro. Roba da matti, sì. Ma oggi scopriamo perché rispondere a un terremoto con un, terremoto musicale non è affatto una mancanza di rispetto. Anzi, è il segreto di una comunità che ha rifiutato in blocco il ruolo di vittima. È un ribaltamento di prospettiva totale e devo dire che emerge con una prepotenza straordinaria dai documenti che stiamo analizzando in questa immersione. Ok, analizziamo questo punto perché è davvero il cuore pulsante della nostra missione di oggi. Sì, perché non stiamo leggendo un freddo archivio del passato, ecco. Sotto mano abbiamo una pila di materiali eterogenei, parliamo di comunicati stampa della Protezione Civile, programmi di eventi regionali, ma anche articoli di radiospazio e portali turistici. Tutto concentrato sul 50° anniversario del terremoto del Friuli. Esatto, l'arco temporale 1976-2026. Ma per chi ci ascolta chiariamo subito una cosa. Che non faremo la classica cronologia. Precisamente, non siamo qui per elencare date, vogliamo capire come si elabora un lutto di proporzioni bibliche, perché il Friuli non si è limitato a, rimettere in piedi i muri. Ha usato quella faglia per innescare una rinascita. Una vera e propria rinascita collettiva e voglio iniziare proprio da questo. Se colleghiamo questo al quadro generale, la parola rinascita implica un'azione continua, non è una cosa passiva. E la prima cosa che cattura l'attenzione nei programmi delle commemorazioni è la fisicità. In che senso la fisicità? Cioè il modo fisico, materiale in cui questa memoria viene agita sul territorio oggi. Pensiamo alla marcia organizzata dall'AFDS. L'Associazione Friulana Donatori di Sangue? Esatto, quella prevista per il 1° e il 2 maggio. Guarda, ho studiato il percorso di questa marcia e ti dirò, è una sfida logistica e fisica mica da ridere. Veramente impegnativa. Il 1° maggio partono da Spilimbergo per arrivare a Gemona del Friuli, che è un po' l'epicentro morale della devastazione. Il cuore del trauma, praticamente. Sì. E poi il giorno dopo ripartono da Gemona, attraversano comuni sfregiati come Artegna, Tarcento, Nimis e salgono su fino al santuario della Beata Vergine di Castelmonte. È come tracciare di nuovo la cicatrice geografica della regione camminando. Esatto, un pellegrinaggio lungo la faglia. Però c'è un dettaglio nei documenti che all'inizio mi ha lasciata molto perplessa. Quale dettaglio? Beh, un terremoto è un evento geologico, fa crollare i palazzi. Il dono del sangue è, una pratica medica. Sembrano 2 binari completamente separati. Ma poi ho pensato alle prime ore dell'emergenza. A quando la gente scavava a mani nude. Precisamente. Ecco, c'è un livello ancora più profondo in questo accostamento. Il filo rosso di questa marcia, che è letteralmente russo, non è solo una metafora poetica. Ah no? No, perché in quegli istanti successivi a un disastro di quella magnitudine, la solidarietà perde ogni connotato astratto, diventa pura materia. Diventa sangue? Esatto. Dare il sangue significava trasferire una parte della propria forza vitale a qualcuno appena tirato fuori dalle macerie, per tenerlo in vita. Wow! Quindi la marcia di oggi non celebra un ideale vago, perpetua un meccanismo biologico di sopravvivenza della comunità. Quindi è come se trasformassero un ricordo in una linea della vita che di fatto non si è mai interrotta. Esattamente. Trovo che sia un'intuizione formidabile, invece di mettere la solita targa di marmo o una statua in piazza, che dopo 10 anni nessuno guarda più. Esatto, diventa invisibile. Loro invece creano un monumento in movimento. La memoria vive attraverso lo sforzo dei muscoli, il sudore. I testi della regione individuano proprio 4 pilastri del carattere friulano post-sisma: solidarietà, dignità, operosità e unità. E camminare per decine di chilometri donando il sangue li racchiude tutti.
Assolutamente. Quei valori sono passati da reazione istintiva a vera e propria infrastruttura civile. E guarda, l'impatto di questa infrastruttura esplode in termini di numeri proprio il giorno dopo la marcia, il 3 maggio. L'evento con il cardinale Zuppi. Sì. I documenti ci portano a questa Santa Messa. E un articolo di Radio Spazio dà dei dettagli che fanno davvero riflettere sulla scala di questa memoria. Raccontaci. La messa non si fa in una cattedrale cittadina normale, si tiene alla caserma militare Goi Pantanali, a Gemona. Un luogo estremamente simbolico, dove morirono moltissimi giovani militari. Esatto. E le cifre attese? Sono impressionanti. Parliamo di 10.000 persone, giusto? 10.000 persone dentro una caserma militare. Dal punto di vista della gestione delle folle è un'impresa colossale. Una sfida logistica enorme. E infatti le fonti sottolineano tutta quella necessità di prenotare in modo quasi chirurgico. Sì, l'arcidiocesi ha dovuto creare portali specifici, link per le parrocchie. Moduli per le associazioni e i singoli. Ma sai cosa? Questo livello di burocrazia, secondo me, ci svela un aspetto psicologico incredibile. C'è? Non ci si ritrova in 10.000 per caso. Ogni persona che compie quel modulo, che si registra e organizza il trasporto, sta facendo una scelta deliberata. È la comunità che fa l'appello. E chi non può esserci fisicamente si connette comunque. Radio Spazio ha organizzato una diretta dalle 15:30. Per raccogliere voci e testimonianze prima della messa. Praticamente l'intera regione si sincronizza, diventa un unico grande organismo in ascolto. E questa coralità ripara lo strappo sociale del lutto. Ed è qui che le cose si fanno veramente interessanti. Attenzione! La spiritualità e le cerimonie civiche sono potenti, certo, ma coprono solo una parte dello spettro emotivo. Manca un pezzo. Esatto. Davanti a un evento che distrugge la realtà in meno di un minuto, l'anima ha bisogno di cura, ma la psiche ha bisogno di urlare, ha bisogno di sfogarsi. E l'arte è il contenitore perfetto per questa energia. E qui torniamo a Maiano e ai Carmina Burana. Proprio così, portaleitalia.it, andiamo al 25 luglio. In cartellone ci sono il Bolero di Ravel e i Carmina Burana, eseguiti dall'Ensemble Symphony Orchestra. Diretta dal maestro Loprieno. Con 200 elementi sul palco. Ora, bisogna ammettere che, insomma, c'è una dissonanza cognitiva fortissima. Sembra un controsenso, sì. Perché usare un'opera che ti investe come un treno merci per rispondere a un trauma che ti ha squarciato la terra sotto i piedi? La cosa affascinante qui è proprio il meccanismo interno dell'opera. Spiegami meglio. Se analizziamo i Carmina Burana, specialmente il famosissimo O Fortuna, troviamo una riflessione maestosa e crudele sulla ruota del destino. Sul fatto imprevedibile. Esatto, sulla sorte caotica che distrugge gli esseri umani senza nessuna logica. E un terremoto fondamentalmente è la manifestazione geologica di quella cecità. Un caos totale, incontrollabile. Quindi, aspetta, vuoi dire che schierare un'orchestra così enorme non è un modo per coprire il rumore del terremoto? No, affatto. È più un usare la matematica musicale, la struttura, per imbrigliare quel caos. Esattamente. Hai centrato la chiave di lettura più potente. Pensa a un'orchestra di 200 elementi. È un sistema complessissimo. È la quintessenza del rigore della disciplina. Ogni singolo musicista deve suonare in sincronia perfetta per creare armonia e non rumore. Certo. Quindi suonare un node al caos, utilizzando la massima coordinazione umana possibile, È l'antitesi della rassegnazione. preciso, è la prova che l'intelletto, la cooperazione e l'arte possono in qualche modo dominare l'imprevedibilità del fato. È una metafora strabiliante di quello che hanno fatto sul territorio. Sostanzialmente sì. I friulani hanno risposto al caos opponendo la massima struttura sociale e ingegneristica, lavorando tutti insieme. Come un'enorme orchestra civile. Che poi è quello che i documenti ufficiali chiamano il lavoro tenace. Già. Ma ecco, attenzione a una cosa. L'elaborazione su scala epica non deve farci dimenticare l'importanza della memoria più intima, quella microscopica. E infatti i programmi regionali fanno emergere anche eventi molto più raccolti. Per esempio, facciamo un passo indietro al 27 marzo, a Prato di Resia. Un contesto completamente diverso. Totalmente. Si tratta di un incontro dentro una sala consiliare. Si intitola La speranza nelle radici ed è un racconto teatrale e musicale ideato da Dino Persello. Niente percussioni travolgenti lì. Niente cori di 200 persone, solo fisarmoniche e i violini del gruppo I Petris. Il contrasto è fortissimo.
e copre l'intero spettro dell'elaborazione del lutto. In che senso? Nel senso che se la grande orchestra di Maiano serve a processare l'enormità universale dell'evento, Sì, per urlare contro il destino. le fisarmoniche e le voci di Prato di Resia servono a recuperare il tessuto intimo dei ricordi individuali. Ah, chiaro. Il violino non urla, evoca la vita contadina, i ritmi ordinari che c'erano prima di quel 6 maggio. E segna quel passaggio dal trauma paralizzante al coraggio silenzioso. Prima grisi insieme al coro per far capire al mostro che non hai paura. E poi ti siedi in cerchio. Ti siedi in cerchio con una fisarmonica e ricostruisci pazientemente da dove vieni. È una dinamica psicologica perfetta. Però questo solleva una questione importante che i documenti non ignorano. Ovvero? L'arte aiuta gli adulti a processare il trauma vissuto. Ma come fai a spiegare una devastazione simile a un dodicenne di oggi? Qualcuno che nel 76 non è nemmeno nei pensieri dei suoi genitori. Esatto, è un paradosso strutturale. E questo, guarda, ci porta alla transizione verso quello che io ritengo il documento più brillante di tutta la nostra analisi. Parli dei materiali della protezione civile. Sì, quelli in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia. Parliamo del progetto L'attimo decisivo e della collana L'equazione racconta. Hanno fatto un fumetto speciale per le scuole medie. Titolo bellissimo, L'urlo dell'Orcolat. L'urlo dell'Orcolat. Usare un fumetto per insegnare il rischio sismico è già un'ottima idea, ma la scelta narrativa è geniale. Spiega un po' chi è questo Orcolat a chi non conosce il folklore locale. Allora, l'Orcolat non è un mostro a caso. Nella mitologia friulana è un gigante fatto di nuda roccia. Vive intrappolato nelle montagne, giusto? Esatto. E quando si arrabbia, quando cerca di liberarsi, provoca i terremoti. In sostanza è la personificazione ancestrale della paura del terremoto. E le civiltà antiche, non avendo la geologia moderna, avevano bisogno di dare un volto a queste forze della natura. Per renderle in qualche modo spiegabili. Ma l'intuizione del fumetto è ribaltare completamente il mito. Cioè prendono il cattivo della favola? Il mostro che spaventa i bambini e gli danno il ruolo di narratore scientifico. Bellissimo. Quindi cosa significa tutto questo? È come prendere l'uomo nero, farlo sedere sul letto e chiedergli di spiegarti l'elettromagnetismo e come accendere la luce in sicurezza. Così il buio non fa più paura. Rende perfettamente l'idea. Tra l'altro il comunicato stampa del 28 aprile spiega che il fumetto intreccia fiaba, foto d'epoca e un rigore scientifico ferreo. Sì, l'Orcolat demistifica se stesso. Rivela la sua natura tettonica, ma c'è un momento culminante dove il fumetto unisce mito e storia contemporanea. Quando il gigante incontra una persona vera. Esatto, incontra Giuseppe Zamberletti Faccia a faccia con l'uomo che ha cambiato l'approccio italiano alle calamità. e quell'incontro è fondamentale. Zamberletti come commissario per l'emergenza in Friuli ha fatto una rivoluzione, ma dobbiamo ricordare come funzionavano le cose prima del 76, insomma. Infatti lo diamo spesso per scontato. Prima del Friuli, la macchina dei soccorsi, come si muoveva? Era un sistema puramente reattivo e militare. C'era un disastro e Roma mandava l'esercito. Con ritardi enormi, immagino. Giorni di ritardo, nessun coordinamento, zero integrazione con chi viveva il territorio. Il terremoto del Belice, nel 68, aveva già dimostrato questo fallimento. Quindi arriva il terremoto in Friuli e Zamberletti cambia tutto in corso d'opera. Qual è l'intuizione chiave? Capisce che l'emergenza non si gestisce dall'alto. Crea centri operativi sul territorio, dando potere ai sindaci. Che diventano la massima autorità di protezione civile locale. E fa una cosa inedita. Mette insieme soccorritori e scienziati. Ah, non consulta più i sismologi a cose fatte. No, geologi e ingegneri siedono al tavolo delle decisioni operative da subito. E questo, cioè, trasforma l'idea di un destino crudele in un problema analitico e gestibile. È la nascita del moderno Servizio Nazionale della Protezione Civile, la triade che conosciamo oggi. Previsione, prevenzione e soccorso. Esatto. L'eredità del 76 è che non si ricostruisce sperando che non succeda più, ma sapendo che riaccadrà ed essendo pronti. Quindi un ragazzino che legge quel fumetto non sta solo guardando vecchie foto, ha in mano il manuale del suo futuro. E i comunicati parlano anche di giochi di carte tematici, video lezioni. È la vittoria definitiva contro il trauma. Un capolavoro di sublimazione sociale, direi.
Onorare chi è morto non è solo piangere, ma costruire una società capace di proteggersi oggi. Grazie agli errori e alle intuizioni nate in quel periodo oscuro. Guarda, il viaggio tra questi documenti è un testamento di resilienza incredibile. Abbiamo visto i donatori di sangue camminare sulle macerie. Poi abbiamo sentito i Carmina Burana dominare il caos con l'orchestra, per poi finire in un racconto intimo a Prato di Resia. E infine siamo finiti nelle scuole, con un mostro di pietra che insegna la prevenzione insieme a Zamberletti. Il Friuli non ha solo incollato i cocci, ha forgiato un modello di efficienza per tutta la nazione. Il che dimostra che la memoria non è una zavorra, ma le fondamenta del domani. Assolutamente. E siamo alla fine, ma prima di chiudere vorrei lasciare a chi ci ascolta uno spunto. Dici. Pensando all'Orcolat e al modello friulano, viene da chiedersi, nelle nostre città, qual è l'Orcolat che dorme sotto i nostri piedi? Non deve essere per forza un terremoto. Può essere una fragilità idrogeologica, un rischio ambientale. O una frattura sociale. E la domanda è, stiamo solo sperando che il gigante non si svegli mai? O stiamo usando la quiete per costruire la nostra rete di salvataggio prima che colpisca? Perché se il Friuli ci insegna qualcosa, è che non bisogna sprecare l'insegnamento nascosto in una tragedia. Il vetro si è rotto, è vero, ma con i frammenti hanno ricostruito un paese. Imparare a rinforzare il vetro prima dell'urto è il tributo più grande che possiamo fare.